perché tu sei stato il Dio della mia storia quest'anno. E la mia storia è la tua storia. Quando guardiamo, Padre, la nostra famiglia, la mia famiglia, grazie. Quando ricordiamo la salute che noi abbiamo, grazie. Quando ricordiamo che il lunedì possiamo andare al lavoro, grazie. Quando ricordiamo che c'è una scuola, un studio, grazie. Quando ricordiamo tanti miracoli che tu hai fatto in questo anno nella nostra vita, grazie. E essere assieme adesso, Padre, con la tua Chiesa, con la tua gente, è un privilegio che noi abbiamo deciso di stare assieme. E grazie per questo momento. Vogliamo finire questo anno, Padre, con la gratitudine nel cuore. E vogliamo iniziare quest'anno con la gratitudine e allo stesso tempo chiedendo le tue benedizioni. Questo momento è tuo, Padre, e è consacrato a te. Vogliamo cantare, adorarti. Vogliamo vivere, oh Padre, in modo molto intenso con te. E guidaci, oh Padre, il tuo agire. Nel nome di Gesù, questo culto è per te. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Já hai salutato la persona al tuo fianco, vicino, lontano a te. Já ha detto una parola di benedizione, já ha detto che Dio ti benedica, já ha detto una parola di edificazione a questa persona. Che possiamo iniziare questo culto insieme, come popolo, come persone, come gente, adorando ao nostro grande Dio, o grande Re. E é aquilo que faremo adesso. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Oggi siamo qui per ringraziare un altro anno che è passato e ricevere questo nuovo che arriva, amen? Con celebrazione, con gioia. E questo grandi cosa, c'è il Salmo dice grandi cosa ha fatto il Signore per noi. E per questo noi siamo nella gioia. E la gioia è la manifestazione, no? Che noi abbiamo dell'amore del Signore. Questa è la gioia nel Signore è la nostra forza. E quindi noi con gioia noi cominciamo a cantare e lodare il nome del Signore questa sera. Possiamo anche muoverci un po' di più, che così ci riscaldiamo un po', vero? Lodiamo il nome del Signore, che questo Dio meraviglioso che ci ha fatto tanto, è stato un Dio grande quest'anno, amen? Lodiamo. Possiamo sognare, oggi possiamo gridare, ha riempito la nostra bocca di lode. Alleluia, tuo nome, Signore. Le nazioni diranno, chi è come il Signore, ci ha donato una vita di gioia. Il Signor, grandi cose ha fatto il Signor, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Le nazioni sapranno che Cristo è il Signor, nel suo nome si trova la pace e la vita. Vogliamo cantare e con gioia gridare, ci dona una canzone di grazia e rifugio. Grandi cose ha fatto il Signor, grandi cose ha fatto il Signor, ci rallegreremo in Lui,
fatto il Signor, grandi cose ha fatto il Signor, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Di gioia e seminando con seme d'amor, andò cantando la tua bellezza, grandezza eterna di Cristo Gesù. Andò cantando con grande gioia e seminando con seme d'amor, andò cantando la tua bellezza, grandezza eterna di Cristo Gesù. Grandi cose ha fatto il Signor, grandi cose ha fatto il Signor, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Grandi cose ha fatto il Signor, grandi cose ha fatto il Signor, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo. Solo voi, solo voi. Grandi cose ha fatto il Signor, grandi cose ha fatto il Signor. Grandi cose. Grandi cose ha fatto il Signor, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Grandi cose ha fatto il Signor, grandi cose ha fatto il Signor, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Ci rallegreremo in Lui. Amém. Se non voleverà, i re si chineranno a te. Ci libererai quando noi ti loderemo, ti fermerà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi. Tutti si ginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si ginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si ginocchieranno. Oh, 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 oh. Oh, porta apritevi, i re di gloria fate entrare. Salvezza porterà, a noi darà la libertà, ti fermerà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi. Tutti si ginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si ginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si ginocchieranno.
fermerà l'Onnipotente, chi 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 fermerà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi, tutti si ginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si ginocchieranno qui davanti a lui, tutti si ginocchieranno. Oh, 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 Alleluia. Alleluia il tuo nome, Signore. Noi ringraziamo te, oh Padre, perché tu sei un Dio d'amore, un Dio fedele, che è stato con noi, Signore, per questo periodo, per tutto quest'anno, e è sempre con noi, Signore. Noi ci fidiamo e confidiamo nel tuo nome, Signore, nella tua presenza, e sappiamo, Signore, che tu sei nel controllo di tutte le cose, e noi ringraziamo il tuo nome, Signore, e lodiamo a te, Signore, questa sera, quest'ultima sera dell'anno, Padre. Riceve la nostra lode e la nostra adorazione, Padre. Il fiume del tuo amor per me, dalle montagne il mare va, il cuore apro a te che guarigione, libertà mi dai. Io vivo nella verità che ogni giorno gioia dà, e sempre canterò del tuo amore per me, canterò del tuo amore per sempre, canterò del tuo amore per sempre, canterò del tuo amore per sempre, canterò del tuo amore per sempre. Il fiume del tuo amor per me, dalle montagne il mare va, il cuore apro a te che guarigione e libertà mi dai. Io vivo nella verità che ogni giorno gioia dà, e sempre canterò del tuo amore per me, canterò del tuo amore per sempre, canterò del tuo amore per sempre, canterò del tuo amore per sempre, canterò del tuo amore per sempre. Ho voglia di ballare per la gioia che ho in me, se la luce mostrerò, ballerà anche il mondo di gioia come Insieme, noi. voglia. Ho voglia di ballare Per la gioia. per la gioia che ho in me,
Amém? Cantare dell'amore del Signore per sempre é um privilégio, não? Pode imaginar, tra pouco nós estaremos na presença do Senhor a cantare, adorare, e lì saremo na eternità con Lui. E perciò questo momento che viviamo è cantare del suo amore per sempre. E é com essa eternità que nós estamos vivendo já com o nosso Senhor. Questo momento é um momento de oferta, é um momento de décima, é um momento de offrire. E perciò nós estaremos cantando e offrendo ao Senhor. Cambiamento di piano, ok? Cantiamo novamente questo cantico. E dopo potete cantare, guardati. Cantiamo novamente Canterò il tuo amore per sempre. E facciamo questo momento com oferta. Perciò è questo momento che noi ringraziamo il Signore Dio, tu ci hai dato tanto. Ci hai dato tanto. E eu vorrei in questo momento, in gratitudine, offrirti. E è quello che faremo. Oferta fa parte di un culto, oferta fa parte di una storia. Noi siamo nati per adorare o nostro Signore. E quando adoriamo o Signore, noi offriamo. È la nostra vita, sono i beni, è tutto quello che Dio ti dà. Perciò è questo momento che noi faremo, cantando novamente questo cantico, per dire, Signore, io ti canto per sempre. Io offro la mia vita per sempre. Perché offerta non è soltanto la parte economica, offerta è soprattutto la mia storia. Cantiamo novamente questo cantico e offriamo al nostro Dio. Nella verità che ogni giorno gioia dà e sempre canterò del tuo amore per me, canterò del tuo amore per sempre, canterò del tuo amore per sempre, canterò del tuo amore per sempre. Per me, dalle montagne il mare va, il cuore apro a te che guarigione e libertà mi dai. Io vivo nella verità che ogni giorno gioia dà e sempre canterò del tuo amore per me, canterò del tuo amore per sempre, canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per sempre. Ho voglia di ballare della gioia che ho in me, ma se la luce mostrerò, ballerà anche il mondo di gioia come noi. Ho voglia di ballare della gioia che ho in me, ma se la luce mostrerò, ballerà anche il mondo di gioia come noi. Canterò del tuo amor per sempre, 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 canterò del tuo amor per sempre. Loda il tuo nome, Signore. Grazie, oh Padre, per tutto ciò che fai. Per, Signore, la tua fedeltà durante quest'anno.
e per queste offerte, Signore. Lodiamo il tuo nome, continuiamo a lodarti, Signore, perché tu sei un Dio fedele e un Dio che prendi cura di noi. Mentre ancora noi dormiamo, tu sei lì e prendi cura di noi sempre, Padre. Lode il tuo nome, Signore. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò le stelle del cielo. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, e ti mostrerò la sabbia del mare, se la puoi contare. Se la puoi immaginare. Se la puoi contare. Se la puoi immaginare, tutto quello che ho sognato per te, figlio mio, ciò che ha fatto la mia mano per te, figlio mio, la mia benedizione sarà su di te. Una nuova storia Dio ha per me, ed un nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto avrei sperato mai. Sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò le stelle del cielo. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò la sabbia del mare, se la puoi contare. Se la puoi immaginare. Se la puoi contare. Se la puoi immaginare, tutto quello che ho sognato per te, figlio mio, ciò che ha fatto la mia mano per te, figlio mio, la mia benedizione sarà su di te. Una nuova storia Dio ha per me, ed un nuovo tempo Dio ha per me,
nuovo tempo Dio ha per me, più di quanto avrei sperato mai. Sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Solo la Chiesa. Una nuova storia, un nuovo tempo. Una nuova storia per me, un nuovo tempo, un nuovo tempo per me, più di quanto avrei sperato mai. Sentirò dalla sua bocca, ti benedirò. Aleluia, teu nome, Senhor. Tu sei um Dio meraviglioso, Padre. Um Dio di benedizione, Signore. Un Dio che ci guarda e dice: questo è mio figlio. Noi apparteniamo a te, Signore. E noi vogliamo lodare il tuo nome in questo giorno, Padre. Ringraziando te e iniziando un altro anno, Padre. Dicendo, Signore, che tu sei un Dio d'amore, un Dio che prendi cura di noi, che è stato con noi per tutto quest'anno di 2025 e sarà ancora per 2026. Ti lodiamo, Signore, e ti benediciamo. Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Amen. 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 Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Celebra il Signore. Amen. Amen. Su di te sia il suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli. Su di te sia il suo favore
e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli. Su di te sia il suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli. Su di te sia il suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli. Sia con te la sua presenza, ti preceda e ti segua, che ti riempia, ti circondi. È con te Lui, è con te Lui, al mattino e alla sera, nel tuo andare, nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia. È per te Lui, 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 è per te Lui. Insieme. Amen. 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 Su di te sia il suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli. Sia con te la sua presenza, ti preceda e ti segua, che ti riempia, ti circondi. È con te Lui, è con te Lui, al mattino e alla sera, nel tuo andare, nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia. È per te Lui, 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 è per te Lui. Amen. Amen. Alleluia, tuo nome, Signore. Riceve la nostra adorazione, Padre. Celebriamo il tuo nome, Signore. Celebriamo il tuo favore, Signore. Siamo qui per lodarti, Signore, ringraziarti, celebrarti, Signore, per quest'anno, per tutto ciò che hai fatto per noi, tutto ciò che sei nelle nostre vite. Lode a te, Signore. Gloria e onore al tuo nome santo, 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 santo. In nome di Gesù ti ringraziamo e lodiamo questa sera. Amen e amen. Amen. Potete sedervi.
Quanto é bello cantare ao nostro Dio, não? Eu estava dizendo a Marcelo que em meio à mensagem cantaremos novamente com esta música, ok? E quanto é precioso estar cantando, adorando o nostro Dio e dizendo amém, amém, le benedizioni. E é precioso estar assieme qua com a Chiesa. É um grande regalo que Dio ti dona. E vogliamo oggi camminare con questo regalo, stare assieme con i fratelli, con le sorelle e avanzare mezzanotte, 1, 2, qua, stare assieme e godere di questo momento unico. E mi ricordo prima di conoscere Gesù, quante volte nella mia vita ho passato mezzanotte facendo le altre cose che non hanno cambiato, trasformato la mia vita. Ma adesso eu posso passare mezzanotte adorando o Signore. Alleluia. Per me è un privilegio questo. E oggi, come ultima predica dell'anno e anche preparando per il prossimo anno, eu vorrei camminare con la Chiesa ao senso di una preparazione, di una visione. Novo anno, nova história. E la Chiesa deve camminare d'accordo com a chiamata do Signore, d'accordo com a visione do Signore. E o Signore está dando uma visione a questa Chiesa. O Signore está rivelando i suoi piani, i suoi progetti a ciascuno di noi e alla sua Chiesa. E perciò oggi noi cominceremo a parlare di questo principio di che una Chiesa dentro di una visione prosegue. Perché o Signore arricchirà questa Chiesa di tante benedizioni. E o Signore dà una chiamata alla Chiesa, dà una chiamata a ogni persona, e è questa squadra che deve camminare assieme, e è questo principio di essere Chiesa. La persona a tuo fianco, qui, la persona vicino a te, è un regalo che Dio ti ha donato. È prezioso sapere che questa persona non è una casa, è un piano, è un progetto do Signore dove il suo nome sarà glorificato. E noi come Chiesa dobbiamo manifestare la gloria del Signore ovunque sia. E noi siamo stati chiamati a questo, perché noi siamo stati chiamati per glorificare il Signore, che la nostra vita, la tua vita sia una dimostrazione della gloria del Signore. E la Chiesa deve vivere questa esperienza. E parleremo adesso di Prima Cronica, capitolo 22, dove c'è una visione che Dio diede a un personaggio e che questa visione dopo ripassa a un altro personaggio e dopo a un popolo di Israele che stavano camminando in quella visione. Questo messaggio qua io ho fatto un riassunto nella velha di preghiera che abbiamo fatto 2 mesi fa, ma oggi vorrei entrare un po' più in modo più preciso e più profondo nel senso di una chiamata, di una visione di quello che il Signore vuole parlare e guidarci in questa, come Chiesa per questo anno. Prima Cronica, capitolo 22, abbiamo preso qualche testo, qualche versetto qua che dice così: Davide preparò puri di ferro in abbondanza per i chiodi, per i battenti delle porte e per le spranghe una quantità di bronzo di peso incalcolabile e deu legnami di cedro da non potersi contare, perché i Sidoni e i Tiri avevano portato a Davide legnami di cedro in abbondanza. Davide diceva: Salomone, mio figlio, è giovane, di terna età, e la casa che si deve costruire al Signore sarà talmente magnifica da acquistarsi fama e gloria in tutti i paesi. Io voglio dunque fare dei preparativi per lui. Così Davide preparò materiali in abbondanza prima di morire. Davide disse a Salomone: figlio mio, io stesso avevo in cuore di costruire una casa al nome del Signore, del mio Dio. Ma ecco, ti nascerà un figlio che sarà un uomo di pace, e io gli darò tranquillità liberandolo da tutti i suoi nemici circostanti. Salomone sarà il suo nome. Io concederò pace e tranquillità a Israele durante la vita di lui. Ele costruirà una casa al mio nome. Ele mi sarà figlio e io gli sarò padre. E renderò stabile il trono del suo reino sopra Israele per sempre. Ora, figlio mio, il Signore sia con te, perché tu prosperi e possa costruire la casa del Signore tuo Dio, secondo quanto Ele ha detto di te. Solamente il Signore ti dia seno e intelligenza e ti costruisca sopra Israele per osservare la legge del Signore tuo Dio. Allora prospererai.
se ti applichi a mettere in pratica le leggi e i precetti che il Signore prescrisse a Mosè per Israele. Sì? Sì? E? Sì, forte e coraggioso. Non temere e non ti sgomentare. Disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare il Signore vostro Dio, poi alzatevi e costruite il santuario di Dio, il Signore, per trasferire l'arca del patto del Signore e gli utensili consacrati a Dio nella casa che deve essere costruita al nome del Signore. Seconda Cronica 2,7. Manda-me dunque un uomo abile a lavorare. Nostro Padre, quello che noi vogliamo è condividere la tua parola. E quello che abbiamo bisogno dello Spirito Santo. E che lo Spirito Santo ti guidi. Che o Spirito Santo ti riveli quello che è tuo. E che questo messaggio, Padre, possa entrare nel cuore di ciascuno di noi. Perché abbiamo bisogno di sentire la tua parola con lo Spirito Santo. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Che cosa ci insegna questo brano? Che c'è una visione, costruire una casa dove il nome di Dio sarà glorificato. Che cosa ci insegna questo testo? Che c'è un principio che noi dobbiamo mantenere nella nostra storia. Quando inizia un anno, tante volte noi creiamo tanti progetti, tanti sogni, abbiamo tante volte pensato da questo anno in poi io farò questo, io seguirò questo, non farò più quello, ma tante volte noi trascuriamo questo e noi non siamo tanto zelanti con le cose do Signore. E Dio comincia a darci come Chiesa una nuova opportunità che è un nuovo anno. E questo nuovo ano noi vogliamo vivere uma nova experiência com o Senhor. E nós vogliamo come Chiesa vedere la gloria do Signore che possa manifestar-se in mezzo al suo popolo. La Chiesa esiste per manifestare la gloria do Signore. La Chiesa vive per manifestare la gloria do Signore. Noi stiamo insieme per vedere la gloria do Signore. Noi dobbiamo vedere questa gloria che si manifesta e è questa la chiamata del Signore dove noi come Chiesa possiamo manifestare la sua gloria. Perciò la visione è una chiamata do Signore per un proposito, glorificare il Signore. La visione che Dio ti dà non è per noi, è per il Signore tramite la nostra vita e la sua gloria deve essere visibile. Perciò la visione del Signore è consegnata alla sua Chiesa. O Signore dà una visione alla sua Chiesa perché la Chiesa è l'unica organizzazione nel mondo che può manifestare la gloria do Signore. Non esiste nessun gruppo di persone che ha il potere di Dio, la grandezza do Signore, che non è la sua Chiesa. Perciò la Chiesa ha un potere incredibile e tante volte noi trascuriamo la potenza che la Chiesa ce l'ha. Le porte dell'Ades non possono resistere all'avanzo della Chiesa. E tante volte noi cominciamo a dare un passo indietro e stiamo perdendo di manifestare la potenza do Signore. Oggi io e Assia abbiamo vissuto un'esperienza molto interessante, no? Oggi io parlerò tanto di evangelizzare, no? E di predicare agli altri. E oggi i nostri vicini hanno fatto una piccola celebrazione, noi siamo andati lì e siamo rimasti lì, eravamo con 10-11 famiglie e è stato prezioso perché siamo rimasti lì, io pensavo che era una cosa di 15-20 minuti, ma siamo rimasti, io penso, un'oretta condividendo, parlando e loro mi hanno chiesto della mia fede, di quello che io faccio, come è la nostra Chiesa e noi abbiamo consegnato quello famoso calendario lì a ogni vicino di casa. È stata una esperienza molto bella, siamo tornati a casa contenti. Arriviamo a casa, un'altra vicina, suona il campanello e rimane lì in casa nossa, penso, per 2 ore, chiacchierando e parlando e scoprendo che noi eravamo. Eu stavo pensando, um ano se fa e l'ultimo giorno dell'anno c'erano più o meno 15 persone che abbiamo avuto un'opportunità di condividere la nostra fede. E comincio a pensare, tutti loro italiani e noi brasiliani, e loro vedendo a noi brasiliani e cercando di vedere la nostra fede, entrando nella nostra casa, e questo mi ha dato, wow Dio, è su questo che io vorrei predicare questa sera. Ossia, aprire la nostra casa in modo che i nostri vicini possano entrare e conoscere la
gloria del Signore tramite la mia vita. Noi siamo chiamati a manifestare questa gloria. Perciò la visione del Signore in quel momento lì è costruire un tempio per la gloria del Signore. La visione di Dio per noi oggi è che tramite la nostra vita noi possiamo manifestare la gloria al Signore a tanti amici che noi abbiamo intorno a noi. Perciò la nostra casa deve essere un luogo di adorazione. La nostra chiesa deve essere un luogo di adorazione. Perciò Dio stava dando qua dei principi molto importanti per quella costruzione di quella casa e anche per noi come chiesa. Il primo principio, scegliere delle persone capacitate per eseguire l'opera. Un popolo che possa essere pronto a fare questa opera. Chi è questo popolo? È la chiesa. Scegliere delle persone capacitate. Scegliere delle persone ubbidiente per fare questo come sta ordinato. Noi abbiamo delle persone ubbidienti, perché è una squadra, è una chiesa, è un gruppo che deve camminare assieme. E perciò che loro stanno costruendo quella casa in obbedienza, con la capacità, con obbedienza. Terzo punto, la visione non significa che io sarò presente, perché è per glorificare il Signore. Davide non era presente, ma lì c'era un popolo adesso che stava costruendo una casa in obbedienza con la capacità che Dio ha donato. La visione è per un prosperare di quelli che servono. Mentre tu stai servendo il Signore, tu starai prosperando. Ci sono le condizioni per prosperare, parleremo su questo. E anche c'è un testo che è bellissimo qua. Si deve fare l'opera del Signore con tutto il e con tutta la anima. Ossia, io non posso fare la cosa con metà desiderio, con metà voglia. È con tutto il cuore e con tutta l'anima. Perciò la visione, questa chiamata del Signore per il prossimo anno è proclamare alla gente la gloria del Signore, è riempire di questa chiesa con le persone che possono conoscere il Signore e inserire dentro della nostra casa delle persone che possono scoprire questo grande amore del Signore. E adesso Dio ti darà dei metodi per manifestare la sua gloria. E perciò il primo metodo è la mia vita. Dio ti darà dei materiali e delle persone capacitate. Qual è il tuo dono? Quali sono i tuoi talenti? E è questo tuo dono, i tuoi talenti che tu non puoi nascondere. Tu devi manifestare. Chi si ricorda di una parabola di una persona che ha ricevuto un tanto talento, l'altro un di meno e l'altro poco talento, e uno di questi che ha ricevuto poco talento, che cosa fece? Nascosto. Quali sono i tuoi talenti? Quali sono? Tu hai manifestato questi tuoi talenti quest'anno o tu hai nascosto? Perché quando tu nascondi, Dio toglie e dà all'altra persona. Perciò i talenti per manifestare la gloria del Signore, io devo manifestare. La opera di Dio non si fa da solo. Dio mi dà dei doni, dei talenti che devono essere manifestati in mezzo alla Chiesa per edificare un popolo e questo popolo possa glorificare il Signore. Perciò la visione che viene do nostro Signore è che un popolo assieme, lavorando assieme, possa manifestare i talenti per glorificare il Signore uno con gli altri. Perciò che Dio prepara le cose, Dio sceglie le persone e Dio invia le persone per questa chiamata. Perciò che Dio prepara le persone e sceglie le persone e fa una squadra perché la opera è il Dio Signore. Quante volte nós cominciamo a pensar, Dio, mas tu mi hai scelto, mas Dio tu hai scelto quella persona, adesso sta andando via. Calma, l'opera del Signore, Lui sceglie, Lui prepara, Lui crea una squadra, Lui prepara un gruppo per manifestare la gloria del Signore e dopo Lui invia. Perché la opera del Signore non è solo dentro della nostra casa, è fuori. Perché dobbiamo manifestare la gloria del Signore, noi dobbiamo inviare missionari, dobbiamo inviare evangelisti. Perciò che quando Dio mi dà dei talenti, eu devo rimboccare le mani che lavorare. Tu hai lavorato quanto per la opera del Signore quest'anno? Quanto tu hai fatto? Con tutto il cuore e con tutta la tua anima. Tu hai servito il Signore con tutta la tua anima e con tutto il sforzo. Perciò Dio vuole le persone con disposizione e che noi dobbiamo pagare un prezzo e un alto prezzo per servire il Signore.
Quando le persone mi dicono, pastore, è stancante, è difficile. Sì, è l'opera del Signore. È pesante, è pesante. Questa settimana stavo parlando con una persona e mi ha detto dei suoi orari. Ho detto, calma, l'opera del Signore è stancante. E se io non sono pronto a essere stanco nella opera del Signore, io non capito ancora l'opera. Eu stavo dicendo a lui, per 5 anni, io arrivavo a casa alle 11 di notte per cominciare a mangiare o a fare una doccia, e alle 5 eu já me alzavo per andare a lavorare. Io non avevo macchina, eu prendevo 3 corriere. E eu facevo questo per 5 anni, ho fatto questo. E ho detto, io ho sopravvissuto. Eu andava a dormire verso mezzanotte ou dopo, e alle 5 eu já estava em piedi e já estava andando per lavorare, prendendo una corriera, la seconda corriera e la terza corriera, perché è così che funzionava. E o meu lavoro era come agrônomo. E lavorare nella terra, in campagna, voi sapete che non è un lavoro semplice. Tornavo a casa verso alle 6, alle 7, já andava ao seminário, facevo o seminário, studiavo, e alle 11 arrivavo a casa per mangiare qualcosa. Eu ho detto, oggi nella mia testa era una pazzia. Ma in quel periodo Dio mi ha dato forza. E ero sposato. E il nostro matrimonio si è mantenuto benissimo. Perché Dio mi ha dato la capacità e la forza. Perciò io non posso usare nessuna scusa della stanchezza o del tempo. Eu não posso usar nessuna scusa. Dio mi ha dato dei talenti, mi ha dato dei doni, mi ha dato delle capacità. Adesso, ubbidienza completa a questa opera do Signore e cominci a costruire il Tempio. Adesso ubbidienza completa a opera do Signore e cominci a edificare le persone e vá adesso a divulgare questo messaggio di gloria al Signore. 1 Corinzi 12, 11, ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo doni a ciascuno in particolare come vuole. Il dono spirituale che tu ce l'hai è un dono dello Spirito Santo nella tua vita per edificare le persone che Dio ti ha dato. Non è una scelta mia. Le persone non sono io che ho scelto. Il dono spirituale non è una scelta mia. È un dono che Dio mi dà pensando nelle persone intorno a me, in modo che io possa edificare le persone, in modo che questo gruppo di persone possano evangelizzare e proclamare la gloria del Signore. Tu ce l'hai dei doni spirituali, tu devi manifestare adesso, perché lo Spirito Santo ti ha dato dei doni per questo, per edificare i santi. Perciò la Chiesa deve essere preparata con le persone piene dello Spirito Santo per formare un popolo, per essere inviati come servo. Ma io devo fare questa opera del Signore con impegno, con passione, con entusiasmo, perché io non posso fare l'opera del Signore in qualsiasi modo. C'è un testo molto forte e questo testo mi segue tante volte nella mia vita e io mi ricordo sempre quando sto facendo l'opera del Signore. Geremia 48, 10. Qual è la prima parola? Qual è la prima parola? Qual è la quinta parola? La quinta. Maledetto negligenza. Maledetto chi fa con negligenza l'opera del Signore. Maledetto chi ritiene la sua spada dal sangue. Che cosa dice questo testo? È una promessa. L'opera di Dio si fa con tutto il cuore, con tutta l'anima. Se una persona fa con negligenza l'opera del Signore, è un maledetto. Sabe qual è la storia di lasciare per l'ultimo momento? Sabe qual è la storia di lasciare le cose di Dio per quando avanza tempo? Sabe qual è la storia di, se c'è tempo io faccio. Adesso no. La persona sta facendo l'opera di Dio con negligenza. E se fa con la negligenza, sta ricevendo che cosa? La maledizione. Tu conosci qualche fratello e sorella che hanno perso la gioia? Tu conosci qualche fratello e sorella che oggi non c'è l'hanno entusiasmo di servire il Signore?
perché dentro della sua storia c'è una maledizione, perché ha seminato la opera del Signore in modo molto negligente. Perciò se la persona ha perso la gioia, non è per le circostanze intorno alle persone, è perché la persona, quando aveva la responsabilità, faceva l'opera del Signore, quando ce l'ho tempo, quando io posso, e ha ricevuto dal proprio Dio la maledizione, perché non ha fatto la opera del Signore con entusiasmo, con cuore e con la gioia. Se noi abbiamo una visione do Signore, se noi abbiamo una chiamata do Signore, se noi vogliamo diffondere un messaggio, noi dobbiamo riboccare le maniche e servire il Signore con tutto il cuore e con tutta l'anima. Costruire il Tempio è con tutto il cuore e con tutta la forza. Io non posso fare quando avanza tempo. Io non posso fare quando io ce l'ho alla disposizione. Io non posso fare quando non ce la faccio o non ce la faccio. Io faccio la opera do Signore com interesse e com empenho, perché io amo questo Dio, io amo questo messaggio. Questo messaggio che transformou la mia vita, che mi ha fatto una nuova creatura. Questo messaggio devo divulgare e fare vedere alla gente o quanto eu amo o Signore, facendo l'opera do Signore com entusiasmo. Perciò noi dobbiamo iniziare questo anno com entusiasmo em servir o Signore, com interesse nelle cose do Signore. Dio non fa la sua opera con quelle persone che sono pigri, neanche con quelle che non si inseriscono la priorità no Signore. O Signore non è quando avanza tempo, é priorità número 1. É lì che io sto manifestando quello che io desidero no Signore. L'opera do Signore è priorità nella mia vita, io non posso essere pigro. Dio ci chiama a non essere negligenti e fare la opera do Signore com precisione e qualità. É essere ao completo com Lui. Se Dio mi ha dato una visione, Dio está me chiamando responsabilità che sia d'accordo com quello che Dio mi ha chiamato. E perciò eu devo guardare il Signore e dire, tu merita da me il meglio. E o meglio di me non è o meglio paragonando con gli altri. Perché ci sono le aree della mia vita che io non riesco a essere come gli altri, ma ci sono le aree che io posso essere. Ma Dio sta mi dicendo, Caio, il meglio di te tu devi eseguire in questa visione. Proclamare la gloria do Signore. Tante volte noi abbiamo quella síndrome di Pilato. Qual era a síndrome di Pilato? Che cosa fece Pilato? Ha lavato le mani. Non è responsabilità mia. Non è funzione mia. Ma alla Chiesa c'è quella situazione. Non è responsabilità mia. Sabe questa síndrome di Pilato quando entra nella Chiesa? Nessuno è responsabile. Nessuno prende un impegno. No, io lavoro nell'area della lode, ma la situazione là, le sedie non sono ben giuste. Non è funzione mia. L'opera del Signore si fa con tutto il cuore, si fa con tutta l'anima. L'opera del Signore dice che io devo eseguire tutto che il Signore mi dà, quello che io vedo, io devo fare, e non importa dove la mia responsabilità istituzionale nell'opera del Signore. Io sono parte di una chiesa, io sono parte di una famiglia, io sono parte di un processo, e nella mia casa io mantengo questa opera del Signore pronta, forte e salda. Eclesiastes 9:10, tutto quello che la tua mano trova da fare. Che cosa dice dopo? Qual è la prossima parola? Fallo. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo. Con tutte le tue forze. Perché nel soggiorno dei morti, dove tu vai, qualche giorno va, ok, tra poco sta arrivando, dove tu vai, non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Perciò oggi, se tu hai visto qualcosa nella opera do Signore, che cosa devi fare? O la síndrome di Pilato, o tu devi eseguire la parola do Signore. Fallo! Che cosa tu hai visto nella opera do Signore che tu devi fare? Fallo. Perché è il Signore che mi ha fatto vedere. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo.
Tu non puoi essere negligente con la opera del Signore. Io non posso lavare le mani perché qualcuno non ha fatto. Io sono responsabile per tutto quello che il Signore mi ha chiamato a fare, di quello che il Signore mi ha fatto vedere. L'opera del Signore di costruire il Tempio, io devo mettere in moto questo Tempio. L'opera del Signore è responsabilità mia. L'opera del Signore di glorificare il Signore qua in Italia è mia. Perciò se non è con me, non è con me. Il Signore mi ha visto, mi ha fatto vedere. Il Signore mi ha dato di fare con le mani. Io devo agire. Perciò qual è il tuo dono, il tuo talento? Esegui. Nulla può fermare una responsabilità nell'opera del Signore. Che cosa ti ha fatto fermarti oggi? Tante volte io ascolto, pastore, oggi io mi fermo perché ci sono 2 o 3 persone che, sa, só un attimo. Chi è più importante? È Dio o sono le persone? È Dio o sono le persone? Ma c'è una persona. È Dio o sono le persone? Io faccio così perché Dio è molto più grande. E quando eu comincio a abbandonare a opera do Signore per le persone, eu estou dizendo que questa persona è il mio Dio. Eu comincio a creare un Dio che è mio. Dio è la persona che merita tutto il mio cuore, tutta la mia anima, tutto il mio sforzo. È Dio. E Dio ti sta dando una visione. Dio ti sta dando una chiamata. Adesso eu devo entrare in questa storia e eseguire con tutto il mio cuore. Io non posso fermarmi. Quante volte o nostro cuore si allontana do Signore per causa di una persona e noi sostituiamo la persona di Dio per le persone. Chi di qua ha fatto questo? Solo io? Solo io? Quante volte abbiamo mollato e desistito per una situazione? Solo io? Mi sono pentito e mi ravveduto e ho tornato indietro e ho detto no, il Signore è molto più grande, è molto più prezioso, è Lui e adesso devo inserire la mia storia. La opera di Dio non si può rallentare e tante volte noi prendiamo il freno e rallentiamo l'opera del Signore. Seconda Cronica 33, capitolo 30, versetto 3. Infatti, non potevano celebrarla al tempo dovuto perché i sacerdoti non si erano santificati in numero sufficiente e il popolo non si era radunato a Gerusalemme. Interessante, il popolo di Israele doveva celebrare la Páscoa in un periodo. Come mancavano sacerdoti santificati, la Páscoa è stata spostata. La celebrazione è stata spostata. Perché non c'erano delle persone santificate, sacerdoti santificati per eseguire la Páscoa. E tante volte noi stiamo transferindo le nostre responsabilità, abbandonando le nostre responsabilità e l'opera do Signore si ferma. Questa settimana eu estava fazendo, pensando e meditando e parlando com Dio. E Dio mi ha fatto vedere una cosa, Caio, ricordati 2014, 2015, 2016, 2017, 18, sì. Dove è finito questi anni, Caio? Chi si ricorda della Chiesa? Noi abbiamo aperto nel 2014 la Chiesa di Padova, 2015-2016 la Chiesa Conegliano, 2017 la Chiesa a Verona, 2018 la Chiesa a Belluno. Chi si ricorda? Era praticamente una nuova sede che noi stavamo aprendo. E la Chiesa ha trascorso um período meraviglioso, tanta pace e tanta crescita, perché praticamente ogni anno si apriva una nuova sede, una nuova comunità. Padova, Conegliano, Verona, Belluno. E dopo siamo fermi. Abbiamo incrociato le braccia e abbiamo fatto tutto questo, no? Che bello. Perché perché siamo fermati? Riprendiamo. Perché prossimo anno già non possiamo aprire una nuova comunità a Bassano?
Andiamo a Trieste? Andiamo all'altra città? Perché no? Chiesa, Dio ci sta chiamando a una chiamata alla visione a uscire di qua, aprire le nuove comunità, nuove chiese. Noi non possiamo stare fermi. Perché quando nós guardiamo a nós stessi, nós stiamo morendo. E nós estamos litigando com nós stessi. Quando nós estamos guardando fora, nós estamos no vero combattimento que Dio ci ha dato. Chiesa, 2026, andiamo? È la chiamata del Signore. Nessuno amém? Andiamo. Chi deve rimboccare le maniche sei tu. Chi deve santificar-se sei tu. Chi deve pagare o alto preço sei tu. Chi deve obbedire sei tu. Chi deve essere disciplinato sei tu. Chi deve stare impegnato com questa opera sei tu. Sono io compreso. Ma noi dobbiamo ritornare a questa visione di aprire le nostre nuove sedi. La Chiesa non può fermarsi. Perciò che Dio ha detto, manda-mi dunque un uomo abile a lavorare, manda dei lavoratori abili a lavorare. E Dio sta dicendo, Caio, questa Chiesa qua, Agape, ha tanti lavoratori con capacità che loro possono essere ubbidienti e eseguire questa opera abile a lavorare. Noi non possiamo fermarci. Noi dobbiamo proseguire. E che prossimo anno la visione, la chiamata è questa. Uomini a lavorare abili com competenza, com obbedienza. Dio vuole questa competenza. Questo anno che noi ci siamo fermati, dei metodi per la crescita della Chiesa è stato i piccoli gruppi. I piccoli gruppi è stupendo perché noi studiamo la parola del Signore. Ma noi abbiamo sofferto per questioni di piccoli gruppi che si sono chiusi tra di loro. E noi abbiamo chi è ospite qua, non conosce un po' la nostra storia, ma 2022 e 2024 noi abbiamo sofferto un po' come Chiesa, perché due gruppi, piccoli gruppi, invece di seguire la Chiesa, hanno preferito a creare la sua propria comunità e guardare se stesso. E piccoli gruppi, invece di avere la responsabilità di proclamare la gloria del Signore, di insegnare la parola del Signore, hanno cominciato a criticare la Chiesa, hanno cominciato a criticare le persone della Chiesa, hanno cominciato a criticare le cose della Chiesa. Piccolo gruppo è solo per una cosa: glorificare il Signore. È per studiare la parola e invitare amici per entrare nella mia casa. E invitare le persone per entrare nella mia casa, altrimenti non è un piccolo gruppo. Quando il nostro piccolo gruppo comincia a essere argomento la Chiesa, argomento membri della Chiesa, argomento persone della Chiesa, pastori della Chiesa, è morto. È morto. E è quello che è successo 2 anni. Noi abbiamo perso delle persone perché 2 piccoli gruppi si sono ribellati. E la ribellione quando comincia? Quando noi cominciamo a togliere la parola do Signore, la gloria do Signore, evangelizzare le persone e inserire le commenti negativi delle persone dentro di un piccolo gruppo. Se c'è un piccolo gruppo che l'argomento è parlare delle persone, esce di questo piccolo gruppo, non esiste. Perciò il piccolo gruppo è per invitare gli amici. Il piccolo gruppo comincia con 2 persone, porta un amico 3, viene l'altra persona 4, viene una famiglia 7. Quando percepiamo sono 12, 13, si moltiplica, dopo ricomincia con 6 gruppi, 2 gruppi di 6, e quando percepiamo o gruppo cresce, si diventa novamente una chiesa, e lì nasce una nuova sede, una nuova chiesa. Piccolo gruppo è per invitare gli amici. Non esiste l'altra ragione, altrimenti non è un piccolo gruppo. Perciò la chiesa soffre quando o piccolo gruppo è diventato fuori del principio del Signore. Come está teu piccolo gruppo oggi? Tu stai partecipando di qualcuno? E questo tuo piccolo gruppo invita gli amici per venire? È aperto alle persone? È per sentire la parola del Signore, adorare il Signore, glorificare il Signore, manifestare le grandi cose del Signore? O c'è qualcosa che si comincia a condividere che non è divina? È lì che eu devo pensare.
Prima do culto hoje estava falando com o Vitor e o Luciano. Uma delle priorità numero uno che io dico, tutti i gruppi della nostra chiesa è priorità, ok? Sono i bambini, la Lodi, sono i giovani, sono gli adolescenti, il gruppo di donne, tutti i coppie, sono priorità. Ma questo anno noi dobbiamo puntare tanto sul gruppo degli uomini. Come voi avete saputo, il gruppo di uomini è uscito con il gruppo dei leggendari, sono saliti alle montagne, è stata un'esperienza stupenda. Prossimo top sarà 30 di aprile. E spero che almeno una ventina di uomini di questa chiesa possano andare lì e vivere questa esperienza e uscire di quella montagna trasformate pelo Signore, ma non basta andare e tornare. Noi vogliamo inserire la parola del Signore in questo gruppo di uomini. Noi vogliamo che questi uomini possano essere saldi, costanti, perseveranti. E noi vogliamo cominciare questo lavoro di guerrieri con gli uomini, che possono trovarsi una volta ogni 15 giorni e studiare la parola del Signore per essere fortificati nel Signore. Uomini valorosi veramente, uomini. E noi vogliamo fare fine anno un ritiro con gli uomini, speriamo di riempire là un albergo con 50, 60, 70 uomini valorosi. E come o Vitor mi ha detto oggi, pastore, uomini dopo 18 anni, no? E gli altri sono ancora adolescenti, aspettiamo un po', ma con 18 anni in più andiamo a questo ritiro, andiamo a questi topi, andiamo a studiare la parola, andiamo a essere uomini veramente. Tu puoi immaginare una chiesa piena di uomini forti che condividono la fede? Alleluia! Più forte ancora, alleluia! Voi non potete immaginare la potenza che ci sono gli uomini che sono uomini, che predicano la parola, che sono degli esempi dentro di casa, che la moglie e i figli possono vedere, mio papà, mio marito è un grande esempio. Voi non potete immaginare la trasformazione che questi uomini possono fare. E noi vogliamo vedere gli uomini trasformati dal Signore. Perciò questo anno vogliamo arricchire la Chiesa in questo modo. Se tu non sei iscritto ancora, per favore, Jonas, Vitor e Luciano sono qua, parlate con loro. 30 di aprile andiamo lì e noi vogliamo vedere veramente una trasformazione completa in questi uomini. E che questa Chiesa possa glorificare il Signore con veri uomini di Dio. È questa la chiamata del Signore. Abbiamo tante scuse. Quella parola, non sono d'accordo, eu non penso proprio così. Puoi immaginare Davide là, Salomone costruendo il Tempio, tutte le responsabilità, questa trave, questo legno è qua, questo mattone va di qua, questo di qua, arriviamo là. Io non sono d'accordo. Io penso che questa trave possa essere meglio così. Ma qua il progetto è così. E il Signore ci ha dato di fare questa misura. Ma io penso di no. Io penso di fare diverso. Perché questo matto? Tu conosci qualcuno che è assim, così? E la Chiesa soffre tantissimo. La Chiesa soffre. Noi abbiamo competenza, qualità, responsabilità para essere servitori, punto. Se tu pensa che la tua competenza è per insegnare senza essere servo, tu hai perso il senso della parola del Signore. L'arroganza ha preso la tua storia. Tutta la mia capacità che io ce l'ho è un regalo del Signore. Tutto il dono che io ce l'ho è un regalo del Signore. Tutto quello che il Signore mi ha dato è venuto da Lui. E adesso io come un servo, io mi inginocchio. Io come un servo, io mi umilio e vado a servire le persone. Per edificare le persone, costruire quello tempio. Avevo delle persone con capacità stupenda, ma erano servitori. Per la Chiesa, tutti noi abbiamo dei doni e talenti meravigliosi, ma come servitori, come servi. Umiliati sotto la grazia del Signore per ricevere questa benedizione del Signore. Perciò il Signore ci dà una visione. Perciò giovani, bambini, donne, coppia, tutti questi ministeri della Chiesa, che noi possiamo essere pieni di servi, umiliando-se davanti alla grazia e alla potenza del Signore e essere riempito della potenza del Signore per manifestare la gloria del Signore. È quello che il Signore desidera da noi. Ci fermiamo un po', preghiamo.
non è per la preghiera, mancano ancora 27 minuti. Preghiamo. Prende la persona vicino a te, 4, 5, 6, 7 persone. Fa un gruppo adesso. Prega. Fa un gruppo adesso, 6, 7 persone. Va bene, la chiesa è piena qua, ma prendi un gruppo di 6, 7 persone, gira le sedie, non abbiamo panchine, abbiamo le sedie più facili. 5 minuti, preghiamo uno con gli altri, preghiamo in modo che gli dica: Dio, usa la mia vita per essere un servo tuo. Questo è l'obiettivo. Usa la mia vita per essere un servo tuo. 5 minuti staremo in preghiera. Prega con le persone vicino a te. Prendi 2 o 3 persone. Se tu vedi lì che c'è 2 o 3 persone, ti avvicina. Ok? Nosso Padre, la tua Chiesa sta in preghiera. Stiamo in preghiera, Padre, per dirti: vorrei umiliarmi davanti a te. Umiliarmi davanti alla tua potenza, grazia
e offrir la mia vita come strumento tuo, Padre, per un prosperare della opera tua. In questo momento di preghiera, Padre, stiamo affermando: la mia vita è sotto la tua mano, perché vorrei, oh Padre, eseguire la tua chiamata con fatica, con impegno, con perseveranza, con costanza, con la qualità che tu meriti, oh Padre. Usa la mia vita, Padre. Io mi umilio, perché io senza di te non sono nulla. E tutto quello che io ho ricevuto, Padre, è un dono tuo. E grazie, nel nome di Gesù. Benedici la tua Chiesa, Padre. Amém, Senhor. Amém. Eu chiamo il gruppo della lode novamente. Venite qua a cantare questa ultima canzone delle benedizioni, perché noi vogliamo veramente sentire la benedizione del Signore in questa camminata. Un messaggio ancora nella metà, ok? Non preoccupate, non è finito. Ma noi vogliamo cantare novamente questa musica, cantiamo in modo intenso, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra forza, perché questa benedizione del Signore che noi abbiamo bisogno. Lodiamo, cantiamo, Signore, e possiamo vivere questa esperienza. Possiamo stare in piedi? Ok? Possiamo stare in piedi, mancano ancora 21 minuti, e che possiamo cantare novamente e dire: Dio, che questa benedizione sia sulla mia vita. E è su questo che vogliamo adorare il Signore. Cantiamo questo cantico e che sia una nuova storia nella nostra vita. La sua grazia su di te ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Su di te ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te.
e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli, su di te sia il suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli, su di te sia il suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli, su di te sia il suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli, sia con te la sua presenza ti preceda e ti segua, che ti riempia, ti circondi, è con te Lui, è con te Lui, al mattino e alla sera, nel tuo andare, nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia, è per te Lui, 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 è per te Lui. Favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli, sia con te la sua presenza ti preceda e ti segua, e ti riempia, ti circondi, è con te Lui, è con te Lui, al mattino e alla sera, nel tuo andare, nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia, è per te Lui, 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 è per te Lui. La benedizione del Signore sia con te, nel tuo andare, nel tuo sedersi, camminare, che la benedizione di Dio sia con te, perché tu hai preso un proposito di fare la opera del Signore con qualità, con tutti i doni che Dio ti ha dato. La visione del Signore ti fa prosperare, è questo il secondo punto di questa sera. Perciò Dio ti dà una visione non per la sconfitta, ma per la vittoria.
Perciò o figlio do Signore, quando comincia a servire a opera do Signore, quando fa com tutta qualità, com tutto impegno, prospera. E não é só um prosperare della opera, é um prosperare anche della vita. E quando tu vedi tutti i personaggi biblici che stavano facendo l'opera do Signore con tutto impegno, loro prosperavano, ma anche la loro vita era un prosperare. E così sarà con la nostra vita. Se tu vuoi prosperare, fala a tua opera, l'opera do Signore com tutto il tuo cuore. E tu vedrai che le grandi cose o Signore farà nella tua vita. Tu non sarai una persona sconfitta. O Signore vuole che tu prosperi, o Signore vuole la vittoria, e questo non è un messaggio di una prosperità economica, umana, ma è di quello che o Signore ti insegna di vita spirituale. O Signore non vuole che un figlio suo soffra. Possiamo soffrire pela persecuzione per quello che facciamo. Perciò prosperare è seguire la parola. Versetto 13 che abbiamo letto prima dice così: allora prospererai se ti applichi a mettere in pratica le leggi e precetti che o Signore prescrisse a Mosè per Israele. Sii forte e coraggioso, não temere, não te sgomentare, não fermarti. Che cosa o Signore ti ha chiamato a fare? Va! E tu prospererai. Che cosa o Signore ti ha dato dei doni e talenti? Comincia a mettere in pratica. E tu vedrai la prosperità nella tua vita, nella tua famiglia. Prosperare é obediência. Nós siamo servi camminando in obbedienza, e tu vedrai che tu lascerai dei tracci stupendi alla futura generazione. E i tuoi figli seguiranno la tua storia. Quando eu leggo la storia del popolo di Israele, c'è una storia molto difficile. Giudici 21-25. In quel tempo non c'era re Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio, perché non seguiva quello che o Signore guidava. Eu não estou qua cercando di fare quello che è meglio per me. Eu estou qua cercando di fare quello che o Signore mi ha chiamato a fare. O Signore ti ha dato dei talenti. Vá! E tu vedrai o prosperare do Signore. La casa è stata costruita. La nostra chiesa prospererai se cominciare a uscire, a creare le nuove sedi e nuovo ministério, e prospererà. La chiesa avanza con la purezza del nostro cuore, con questo messaggio di salvezza. Vá, ma inserisci questo com priorità della tua vita. Non è quando o tempo avanza. Vá, santificatevi, preparatevi, consacratevi ao Signore. E quando avrà questo desiderio per il Signore, entusiasmo com o Signore, tu vedrai la gioia nella tua vita, nella tua famiglia. Nós estamos perdendo la gioia hoje perché non stiamo servindo o Signore com tutto il cuore. Nós estamos perdendo o prosperare perché non stiamo inserendo o Signore come priorità della nostra vita. Nós stiamo perdendo di vedere le cose importanti nella nostra vita perché eu inserisco le altre cose come priorità della mia vita. È o Signore che mi farà questo. Ma io che devo avere animo nel Signore. E quando c'è l'animo del Signore, o Signore farà delle cose stupende nella mia vita. Inserisci o Signore come priorità della tua vita. O próximo slide ho lasciato due parole fortissime qua. Próximo slide, Matteo. Quali sono le tre parole? Qual è la prima? Priorità. Dal 1 di gennaio in poi, quando tu prenderai una decisione, tu pensa, la priorità è il Signore. La priorità è la chiamata del Signore. La priorità è la visione del Signore. Amen, chiesa? Inserisci questo. La priorità è il Signore. Io non inserirò nessun altro impegno se non è la priorità nel Signore. Priorità è priorità, non c'è l'altra cosa. La tua priorità è il Signore. Hoje nós stiamo togliendo questa priorità e sostituindo con le cose che sembrano interessanti. Attenzione, o diavolo non ti allontana dal Signore con le cose brutte e cattive. Sono le cose che sembrano belle, sono le cose che sembrano giuste, sono le cose che sembrano precise, ma non sono. Ti allontano dal Signore e man mano eu comincio a raffreddarmi e io mi allontano da Lui. Priorità nel Signore. E qual è la seconda frase? Senza
pecado. Quando la priorità è nel Signore e con la vita completamente santificata in Lui, senza peccato, wow! Voi non potete immaginare come finirà 2026. Questa chiesa sarà piena della gloria del Signore. Noi staremo cantando novamente questo cantico, e questo cantico starà arrivando ao trono della grazia do Signore, pieno di gloria, perché è un popolo in santificazione, è un popolo che sta in santità, è un popolo che serve come la priorità nel Signore. Perciò santificar-se é abbandonare tutto quello que não appartiene ao Signore. La priorità è il Signore. Santificar-se é o projeto divino. O Signore lavora com le persone che hanno la santità nella sua storia. Santificatevi, perché il Signore farà meraviglia in mezzo a voi. Santificatevi, chiesa. E santificare não significa não cometerò adultério, não ruberò, não consentirò la decima. Non è questo. Santificare è purezza di parlare, è purezza nella mia bocca, è purezza nei miei occhi, è purezza nei miei atti, è purezza nei miei pensieri, è purezza, è una completa consacrazione al Signore. Quando la Chiesa è santa e con la priorità nel Signore, essa Chiesa invaderà qualsiasi luogo e nessuno può resistere. Com prosperare com entusiasmo, noi possiamo avanzare ovunque sia. Chiesa Ágape, Chiesa Batista Ágape, não desistere della chiamata che il Signore ti ha dato. Não abbandonare i doni e talenti che Dio ti ha dato. Se tu ce l'hai delle responsabilità, rimborica le tue maniche e va. Dove tu stai servindo il Signore, che il tuo piccolo gruppo possa diventare una benedizione per i tuoi amici, che tu possa riempire il tuo piccolo gruppo delle persone che vogliono avere la conoscenza del Signore. Cambia la storia del tuo piccolo gruppo, cambia la storia del tuo ministero nella Chiesa, che tu possa eseguire con coraggio e con forza, non sgomentare. Sii forte, coraggioso. E o Senhor farà bellissime cose. Finiamo con questo testo novamente e dopo staremo in preghiera qua. Versetto 13. Allora, la promessa qual è? Prosperare. La condizione? Se ti applichi a mettere in pratica le leggi e i precetti che il Signore prescrisse a Mosè per Israele. Se tu cominci a mettere in pratica la parola del Signore, se tu cominci a obbedire la parola del Signore, se tu cominci a eseguire aquela parola del Signore, tu prospererai. Sii forte e coraggioso, não temere e não te sgomentare. Perché sii forte e coraggioso? Perché quando tu cominci a santificar-te, quando tu cominci a dare priorità ao Signore, ci saranno ostacoli. Ci saranno resistenze, ci saranno difficoltà dentro di casa, dentro della chiesa, con gli amici, con le persone intorno a te. Ma sii forte, sii coraggioso. Non ti sgomentare e non avere paura di nessuno, perché il Signore è con te. Amen, chiesa? Prosperiamo per 2026? Metti in pratica tutta la parola del Signore. E con questa visione del Signore noi possiamo conquistare tanti gli altri posti. E che il 2026 noi possiamo avere diverse le altre sedi di comunità alla gloria del Signore. O Signore vuole, dipende da te. Dipende da te. Umilha-te e obbedisci. Umilha-te e obbedisci. E il Signore farà grande coisa nella tua vita. Staremo adesso in preghiera. Mancano 2 minuti e sarà 2026. Tra 2 minuti staremo un nuovo anno. E come noi sempre facciamo da 23 anni in questa chiesa, noi staremo iniziando questo nuovo anno inginocchiati, umiliando-se davanti la grande presenza del Signore. Se la tua famiglia è vicino, se è qua in chiesa, avvicina teu papà, la tua mamma, i tuoi figli
E è bello cominciare questo culto con i figli abbracciati, inginocchiati. Dove sono i tuoi genitori? Stai vicino a loro. E è bello quando i figli escono dal posto e vai davanti ai genitori. E ti inginocchiamo adesso. Se tu puoi inginocchiarti adesso, staremo in questo modo iniziando questo nuovo anno, se umilhando-se davanti a questa presença do Senhor. Preghiamo, possiamo pregare adesso. Nosso Padre, grazie che siamo qua insieme in preghiera. Siamo inginocchiati come Chiesa, Padre, come persona per dirti: abbiamo bisogno di te. Tutto quello che noi siamo, tutto quello che abbiamo ricevuto è provenuto da te, oh Padre. Abbiamo bisogno di te. Ti ringraziamo, Padre, per questo anno che tu ci hai regalato, Padre. Grazie. Prezioso. Abbiamo visto la tua grandezza, la tua gloria, ma potevamo vedere ancora di più. E questo anno, Padre, vogliamo vedere di più. Vogliamo vedere una Chiesa, Padre, intensa, che si stanca. Una Chiesa presente, proclamando la tua gloria. Abbiamo un popolo, una generazione qua in questa Italia con la disperazione, perché non hanno speranza. E noi conosciamo la speranza che è Cristo Gesù. Abbiamo tanti amici intorno a noi che non sanno che cosa è un futuro, e noi abbiamo la speranza, la certezza che è Cristo. E che questo popolo, Padre, possa aprire la bocca e proclamare la tua gloria. E che possiamo vedere, oh Padre, ogni casa qui come un luogo dove il tuo nome sarà glorificato e proclamato. Grazie, oh Padre. Grazie perché grande cosa tu vuoi fare in mezzo a noi e con noi. E siamo qua inginocchiati per dirti: eccomi, sono qui. Usa la mia vita, Padre. Usa la mia vita come tu vuoi. Tu mi hai dato dei doni e talenti. È alla tua disposizione. Mi rendo, Padre, è la mia resa a te, che tu possa fare da me quello che tu desideri, Padre, perché o prosperare e le risorse tu mi darai. Io lo so che tu farai grandi cose e che questo popolo, Padre, possa adorarti con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto l'esforço. Benedici, oh Padre. Benedice la tua Chiesa, benedice ogni persona e riempie, oh Padre, ciascuno di noi con le benedizioni spirituali abbondantemente, oh Padre, e che possiamo crescere e vivere, oh Padre, la tua grandezza nel tuo nome, oh Padre, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Amém, Chiesa. Bom 2026 a tutti voi. Che Dio ci benedica. Bom anno, bom 2026 pieno della gloria e della grazia del Signore. Puoi abbracciare le persone intorno a te e dare un bacio, e che tu possa vivere questo prossimo anno pieno della gloria del Signore e ricco della presenza di Lui. Che Dio ci benedica. Auguri, buon anno. E puoi abbracciare le persone vicino o lontano a te, non ci sono problemi. Ok. Amém, Chiesa. Já é abbracciato. Gruppo della Lode può venire a cantare. Nós estaremos cantando agora, adorando o nosso Dio, ma puoi continuare abbracciando.
Attenzione, adesso è difficile dare un avviso, ma tra poco io darò un avviso, ok? Cercate di cantare come volete. Testo. Lo sposo verrà, glorioso sarà.